Pensiero del giorno, sabato 18 maggio. Testimoniare l'amore. Parliamo spesso di un'arte che chiamiamo l'arte di amare, che abbiamo tratto dal Vangelo, da molti anni di vita secondo il Vangelo. Ha dei requisiti particolari. Non è un amore qualsiasi, come quello che conosciamo nel mondo. Il primo requisito è che ama. Quest'amore ama tutti. Il secondo requisito è quello di essere il primo ad amare, il primo. L'amore, in genere, aspetta sempre di amare, aspetta di essere amato. Ma il Padre Eterno, quando ha mandato Cristo sulla terra, non ha aspettato che lo amassimo noi, che eravamo peccatori, quindi l'opposto della capacità di amare. Gesù è venuto e ha amato. Come? È stato il primo ad amare. Anche questo non è facile. Proviamo una volta, ovunque andiamo, a vedere Cristo in tutte le persone. Lui vuole essere amato ovunque e cerchiamo di essere i primi ad amare. Amiamo tutti e siamo i primi ad amare. Amiamo Cristo. Allora l'amore che trionfa veramente è l'amore quando è reciproco. Reciproco quando ci amiamo l'un l'altro. Questo è cioè che testimonia. Da questo conoscerete, ha detto, che siete miei discepoli se vi amate gli uni gli altri. Chiara Lubich, stralci di un discorso al Parlamento di Bratislava 10 maggio 2001. Parola di vita, maggio 2024. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.